Nome di Lu Patri, di Lu Figlio e di Lu Spiritu Santo. Ottavo giorno. Poi chi già purificau San Giuseppe chistu loco, con l'incendio chi portau, ietta luci e aggiuma fuoco. E poi dici, recreatevi, sposa cara, via, scarfatevi. S'assettare tutti due in terra in costo di lu fuoco, e un potenno stare chiui, si cibaru qualche poco. Ma con gran divuzioni fu la sua colazione. Prubbidire allo suo sposo, Maria Santa si cibau, caucio cibo più gustoso a se stessa preparau. E pensando sempre sta allo parto che farà. Già finute di mangiare, a Dio grazie il rinnero, e in dolcissimo parlare tutti due si trattenero, discorrendo un poco promo dell'amore d'un Dio uomo. Oh, pensate che palori tenerissimi dicevano, si inciammavano lo core quanto più ne discorreano, ammirando con fervore di Gesù lo sommo amore. Conoscenno poi Maria, giunta già all'ora felice, che di un nascere tu via, allo sposo così dici: troppo è notte, ritiratevi, va, dormite e riposatevi. San Giuseppe alla signora, che dormisse ci pregau, c'addubbau la manciatura con le robe che portau. Si ritira poi a Nagnoni di giù povero gruttone. Ma Giuseppe non dormiu, ma con gran divuzione, ginocchioni umili e più, misi a fare orazioni. E in estasi, elevato a Gesù, poi vittenato. Manco dorme, no, Maria, ma di Dio, chiamata altura, fervorata, pronta e pia, s'inginocchia, l'ama e adora. Oh, gran sposi fortunati, per il mio misero priati. Ninna a Gesù bambino. Via venite, angeli santi, sinfonii begge faciti, con li vostri duci canti, a Gesù su addormisciti, e tu sonno, veni, fa la vo, Gesù mio bene. Se ne venne già lo sonno, dopo tanto lagrimare, li socchiuzzi più non ponno, si incomincia a pennecare. Già lo figlio è addormentato, oh mio Dio, figliuzzo amato.